Ad Agrigento l'arrivo di Lucia Azzolina, intervistata dal nostro direttore. Convegno nazionale al Palacongressi. Pugno duro, ma ancora ognuno fa quello che vuole. Il presidente della regione medita su una nuova ordinanza. Gara rinviata tra Casteltermini e Acragas per sospetto Covid. SEAP Dalli Cardillo, parla Giorgia Silotto. Benvenuti su TVA Notizie. Il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ad Agrigento per partecipare al convegno nazionale della FIDAPA. Ascoltiamo il ministro intervistato dal nostro direttore Arturo Cantella. Oggi ad Agrigento la presenza del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina in occasione del congresso nazionale della FIDAPA, svoltosi al Palacongressi di Agrigento. Tante le tematiche inerenti all'avvio dell'anno scolastico con le dovute istruzioni date per riguardarsi dal Covid. L'Azzolina ha anche ricevuto un'attestazione da parte del presidente nazionale della FIDAPA, Maria Concetta Oliveri. Sì, sono tematiche molto attuali. Le donne sono fondamentali, questo paese tra l'altro ha delle eccellenze, queste vanno valorizzate, bisogna parlare di equità, non di sperequazione uomo-donna, penso che siano anche degli stereotipi abbastanza vetusti, vecchi, che grazie alla scuola forse potremo iniziare a superare, perché è nella scuola proprio che si insegnano i valori di uguaglianza e di equità. Parliamo di questi 400 casi che si sono rivelati in tutta Italia, il Covid, insomma nelle scuole c'è molta preoccupazione e molti docenti addirittura sono preoccupati e non stanno ricoprendo i loro ruoli. I numeri sono stati dati dai giornali, io ribadisco che i numeri li dà il Ministero dell'Istruzione e li dà il Ministero della Salute, quindi ovviamente li daremo la prossima settimana. I docenti stanno facendo un grandissimo lavoro insieme al personale ATA, insieme ai dirigenti scolastici, stanno ricoprendo molto bene i loro ruoli. Io vorrei anche che questi pregiudizi nei confronti dei docenti finissero, perché stanno lavorando molto bene e non vedo perché tutte le volte che si parla di docenti si deve dire che non ricoprono bene il loro ruolo, che vogliono stare tutti a casa. Anche basta, rispettiamoli, perché sono loro che insegnano ai nostri studenti e alle nostre studentesse e quindi rappresentano il presente e il futuro del paese. C'è un problema di supplenze, ancora tanti istituti non hanno iniziato le lezioni perché mancano le supplenze, una carenza che quest'anno si è maggiormente acuita, come mai? Se posso smentire un po' questa cosa. Sono le notizie che abbiamo dai sindacati. Faccio una premessa, innanzitutto un ringraziamento al direttore dell'ufficio scolastico regionale, il dottor Suraniti, che pur insediatosi da poco in Sicilia ha fatto un lavoro eccellente. La Sicilia in questo periodo, glielo dico da siciliana e da docente che non ha mai insegnato in Sicilia ma è molto affezionata alla sua terra, in questo periodo negli anni scorsi faceva ancora le assegnazioni provvisorie. Quest'anno abbiamo già dato il 90% delle supplenze, a Siracusa e a Ragusa hanno finito, oggi finiscono anche ad Agrigento, è un risultato record per questa regione che ha molto sofferto negli anni scorsi di ritardi cronici. Poi è chiaro che ci sono delle criticità, questo è un anno difficile, è un anno complesso, è un anno in pandemia, noi lo dobbiamo sapere, esserne consapevoli e responsabili e qui se posso faccio un piccolo appello a tutti i nostri concittadini siciliani, ma in realtà a tutti gli italiani. A scuola noi in questo momento abbiamo delle regole molto rigide che tendono a far sì che il diritto all'istruzione e il diritto alla salute vadano di pari passo. Poche regole, attenzione, ma ci sono. Fuori dalla scuola è necessario, con la responsabilità di tutti, che le stesse regole siano rispettate. Solo così noi potremo garantire un anno scolastico che vada avanti, perché le regole per le studentesse, per gli studenti, per tutti quanti sono da rispettare anche fuori dalla scuola e non solo dentro la scuola. Questo servirà a proteggere la nostra scuola, che va protetta e va dato un servizio anche alle nostre famiglie. Sui banchi, sui ritardi con cui sono stati consegnati i banchi, anche lì tante polemiche. Guardi, la Sicilia ha delle percentuali bulgare di richiesta di banchi, perché in passato nessuno mai ha investito. Quindi noi in 2 mesi stiamo recuperando un ritardo di 20 anni.
I banchi arriveranno, il commissario Arcuri ha fatto una programmazione per cui da qua a fine ottobre i banchi ci saranno in Sicilia come nelle altre regioni del paese. Penso che anche questo sia un risultato molto importante perché gli ambienti di apprendimento non sono secondari. Noi abbiamo il dovere di mandare i nostri studenti e le nostre studentesse in scuole che siano il più possibile accoglienti. C'è qualche istituto che fa doppi turni, io ieri sera ho incontrato una famiglia che mi spiegava anche le possibili difficoltà legate ai doppi turni, però sugli spazi è stato fatto un gran lavoro. Vi dico anche che noi abbiamo investito tante risorse, perché per la Sicilia abbiamo dato 32 milioni di euro per l'edilizia scolastica leggera, per fare lavori, abbiamo dato altri 13 milioni e mezzo per l'affitto di nuovi spazi, abbiamo dato 20 milioni di euro per gli studenti meno abbienti, per comprare libri gratis, kit didattici. Si può fare sempre meglio sicuramente, però l'importante qui è che lavorino tutti. Gli enti locali sono i proprietari degli edifici scolastici, i sindaci e i presidenti di provincia. I lavori di edilizia scolastica leggera vanno fatti, abbiamo fatto accordi anche con il vicariato per trovare spazi nuovi, tutto perfettibile, ribadisco, delle criticità ci sono, ma pian piano le risolveremo, solo però se tutti lavorano insieme con un obiettivo che è quello di garantire l'istruzione appunto ai nostri studenti. Il convegno è importante perché, come dicevamo prima, il ruolo della donna nel paese deve essere valorizzato. Vede, in questo momento ci sono uomini e donne che fanno lo stesso lavoro ma che guadagnano stipendi diversi. Le donne crescono i loro figli, insieme ai papà chiaramente, lavorano, fanno tanti sacrifici. Per non parlare di tutta la violenza spesso che c'è nei confronti delle donne, sia fisica che verbale. Ecco, io sono qua anche per questo, per dare una testimonianza e per dire che la scuola ha un ruolo fondamentale per insegnare sin da quando sono piccoli ai nostri allievi e alle nostre allieve che ci vuole molto rispetto nei confronti di tutti, soprattutto delle donne. Previsti la figura del psicologo nella scuola, Ministro? Abbiamo fatto gli accordi con l'ordine degli psicologi, abbiamo fatto gli accordi, i protocolli. E adesso il servizio sul convegno della FIDAPA al Palacongressi. Avvia oggi il convegno nazionale dell'Assemblea Nazionale del FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arte e Professione. Il tema trattato, il tempo delle donne, un indicatore attuale delle sperequazioni di genere, che ha visto la presenza anche del Ministro dell'Istruzione Azzolina e del Presidente della Regione Musumeci. E noi qui oggi tratteremo il tempo delle donne, un indice di sperequazione di genere. Io quando mi sono insediata a Roma ho messo proprio come mie linee programmatiche il tempo, cioè le mie linee programmatiche c'era come indice di sperequazione di genere questo il tempo delle donne, perché seguendo lo Schengen europeo ci accostiamo a queste indicazioni, si vede che tuttora ce ne abbiamo purtroppo terra da percorrere, mete da raggiungere e quindi è una tematica che secondo me affascina, è una tematica che ingloba varie voci, il potere, il lavoro, la salute e purtroppo quell'aumento che si pensava che potessimo avere in questo indice, in questo gender equality, purtroppo non c'è stato. Dal 2005 ad ora abbiamo avuto un minimo incremento. Per avere un altro valore più corretto dovremo aspettare il 2021. Siamo veramente onorati oggi di ospitare il convegno nazionale della FIDAPA. Abbiamo anche l'onore di avere la Presidente internazionale, la Vicepresidente e tante autorità istituzionali e civili. Io credo che ci sia ancora bisogno di tantissima attenzione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti uomo-donna e mi riferisco soprattutto agli aspetti patologici che continuano purtroppo ad essere evidenti nella quotidianità e tutti questi episodi ancora di violenza sulle donne che destano giustamente una forte preoccupazione e continuano a rimanere una grande piaga. Intanto come socia della FIDAPA, della sezione di Agrigento, in particolare responsabile nazionale delle pari opportunità della FIDAPA, non posso che esprimere l'orgoglio per aver ospitato oggi in questa splendida cornice della Valle dei Templi il congresso nazionale della FIDAPA che ogni anno rappresenta per il nostro movimento di opinione un'occasione importante di riflessione sui temi che riguardano direttamente la mission del nostro movimento di opinione, che si indirizza sicuramente sulla promozione delle competenze delle donne nell'ambito
lavoro e familiare e lavorativo, sul sostegno all'iniziativa e alla partecipazione democratica delle donne alla vita sociale, politica e civile del nostro Paese, ma anche alla lotta ad ogni forma di disuguaglianza di genere. Quindi siamo qui ad ospitare personalità importanti, tantissime donne del mondo della politica e non solo, che dialogheranno e rifletteranno con noi. Oggi la presenza del Ministro dell'Istruzione, per esempio, è un momento in cui abbiamo deciso di tributare un riconoscimento ad una donna che di fatto ha condotto un'azione obiettivamente tenace finalizzata alla riapertura delle scuole, quindi siamo particolarmente orgogliose. Francesco Pira, oggi tra i relatori al Congresso nazionale della FIDAPA. Sì, proveremo a parlare del tempo delle donne, dei tempi delle donne e anche di una nuova società che è completamente cambiata, una società digitalizzata dove i pericoli per le donne, la violenza non è più soltanto fisica ma può arrivare anche attraverso la rete. C'è una nuova fase della donna come educatrice con nuove opportunità che vengono dal web ma anche con nuovi rischi. Quindi proveremo a vedere come in una società completamente trasformata la donna oggi assume un ruolo sempre più importante e sempre più significativo. Pugno duro delle forze dell'ordine, ma ancora nulla di deciso sull'uso obbligatorio delle mascherine. Vediamo. Adesso che il pugno duro viene finalmente usato dalle forze dell'ordine per contrastare i contagi, ma soprattutto per rendere consapevoli del rischio i tanti incoscienti che in barba alle disposizioni hanno tenuto comportamenti da sfida, adesso dicevamo che le forze dell'ordine hanno deciso di intervenire per come si deve, ci si chiede come mai il governo della regione resti insensibile verso l'uso obbligatorio della mascherina, anche all'aperto, così come ha deciso la Campania. Se serve il pugno duro con le sacrosante sanzioni, sarebbe giusto obbligare anche all'uso della mascherina a tutti quanti. E a questo proposito, visto che ognuno ritiene di fare ancora quello che vuole, un'occhiata ai negozi sarebbe più che opportuna, visto che gli accessi non sono più regolamentati, causando soprattutto al momento di pagare dei facili assembramenti. Insomma, siamo o no in piena emergenza? E al Palacongressi del villaggio Mosè per il convegno della FIDAPA era presente anche il governatore della Sicilia Nello Musumeci, sollecitato a parlare di Covid, praticamente di quello che abbiamo ascoltato nel nostro servizio precedente. Ancora non posso essere esplicito sulla nuova ordinanza. L'aumento dei contagi, ha detto Musumeci, impone nuove misure restrittive che avremmo potuto evitare se ci fosse stata una maggiore responsabilità collettiva. Gli appelli alla cautela e alla prudenza che abbiamo lanciato negli ultimi mesi non hanno sortito particolare effetto, questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione Nello Musumeci, intervenuto oggi al Congresso e all'Assemblea Nazionale della FIDAPA ad Agrigento, svoltosi nella nostra città. Ancora non posso essere esplicito sulla nuova ordinanza. È chiaro che l'aumento dei contagi impone ulteriori misure restrittive che potremmo evitare e che avremmo potuto evitare se ci fosse stata una maggiore responsabilità collettiva. Purtroppo gli appelli alla cautela, alla prudenza che abbiamo lanciato negli ultimi mesi non hanno sortito particolare effetto e tuttavia si tratta di misure che servono a richiamare al senso di responsabilità la comunità siciliana, non misure che possano penalizzare le attività economiche. Quella è l'ultima cosa a cui vorremmo pensare, perché la nostra terra è in ginocchio e davvero abbiamo bisogno di guardare alla ripresa piuttosto che a ulteriori chiusure. Ma come sapete in questo caso è il virus che decide, non la politica, cioè è l'unico caso in cui la politica guarda ai numeri, perché se il virus torna, speriamo non virulento, e allora occorre che chi ha il compito di tutelare la salute dei cittadini, e in questo caso lo Stato ha affidato ai presidenti di regione
il compito di farlo, deve adottare le necessarie misure. È chiaro che in estate abbiamo suggerito l'opportunità di tenere le mascherine fuori e per un certo periodo anche l'obbligo, poi un DPCM ha tolto l'obbligo delle mascherine e noi ci siamo adeguati, ma abbiamo assistito a degli assembramenti davvero inconcepibili. Ancora oggi questa condizione si presenta e allora dobbiamo intervenire, giovani e meno giovani, tutti abbiamo il dovere di osservare cautela e prudenza. Ricordiamoci che in Italia abbiamo registrato 36.000 morti, sono più della metà di tutti i morti civili della Seconda Guerra Mondiale fino all'armistizio, quindi è chiaro che pur non vedendo i cadaveri ai bordi della strada dobbiamo tenere conto che questo è un virus che uccide in maniera lenta ma inesorabile. Giostrai di Agrigento in crisi malgrado la sicurezza degli impianti. Ascoltiamo uno dei titolari. Allora, noi per quanto riguarda le linee guida, qua per il Parco di San Leone ci siamo adoperati che c'è un'entrata e un'uscita, c'è il gel all'entrata e il gel all'uscita. Per quanto riguarda le mascherine non è obbligatorio sotto i 6 anni, quindi non abbiamo questo problema. Come è qua e in tutti i parchi itineranti della Sicilia, noi abbiamo montato a Palma, avevamo anche il misuratore di temperatura. Ora vorrei fare un appello, dico io, in tutta la Sicilia, tutti quei parchetti giochi, gli scivoli, chi li sanifica, chi li controlla? Dico, noi siamo al massimo dell'efficienza, ve lo garantiamo, 2 volte al giorno facciamo una sanificazione, la mattina e prima di aprire. È questo che non capiamo. Questo anno abbiamo avuto una perdita dell'80%. Perché dico questo? Perché quest'anno abbiamo perso tutte le fiere. Dalla prima fiera a marzo fino a luglio. L'unica piazza che abbiamo fatto per quanto riguarda noi dell'Agrigentino è stato qua all'eliporto, con tutte le regole del caso, misura della temperatura e quant'altro. E vorrei aggiungere una cosa, non capiamo noi come mai, ora per esempio stava ricominciando la stagione che dovevamo fare le fiere queste qua, settembre-ottobre, ora siamo arrivati a Caltanissetta e il sindaco ci ha negato di poter lavorare. Dicendoci che la fiera poteva lavorare le bancarelle, che sono grandi amici nostri, però noi non capiamo la differenza, perché la fiera sì e noi no? La scusante è stata che c'è un pubblico diverso? Assolutamente, come tutti sappiamo è tutto un connubio, non è vero che c'è un pubblico diverso. E non solo questo, ora abbiamo scoperto che il sindaco di Favara non vuole organizzare la fiera, e tante altre piazze, San Cataldo, Canicattì. Noi lanciamo un appello corale a tutti, noi siamo in difficoltà crescente, il nostro sindacato, l'ho sentito giusto appunto oggi, mi ha detto che sta organizzando una manifestazione generale in tutta Italia, messi d'accordo, e quindi noi ci mobiliteremo per questo, per fare una grande manifestazione, perché guardate che c'è anche un aspetto sociale. Perché noi non siamo solo giostre, cioè abbiamo tutto un indotto che gira intorno a noi e le nostre famiglie, i nostri bambini vanno a scuola in queste piazze, Caltanissetta, San Cataldo, cioè per noi è la nostra vita, veramente noi siamo all'astrico, non sappiamo più come comportarci, perché questo era il periodo che noi dovevamo rifogillarci, ma a quanto pare ci stanno negando tutto ed è una tragedia. Allora, per quanto riguarda lo Stato è uscito un fondo, il fondo FUS se non erro, in cui davano un contributo sostanzioso. Lo Stato aveva detto che le ultime 2 rate dell'INPS non si dovevano pagare, perché erano sospese per via Covid. Praticamente molti, non solo il danno ma anche la beffa, perché molti miei colleghi non l'hanno pagata e dopo è uscito praticamente che chi non aveva tutti i contributi in regola non prendeva il fondo. Ora praticamente che è successo? Che molti miei colleghi hanno pagato anche le ultime rate, convinte che andasse tutto bene, invece no, si doveva fare tutto questo discorso, il pagamento prima di prendere i soldi, cioè prima di fare la domanda, scusate, e quindi il 90% dei miei colleghi non lo hanno preso. Per quanto riguarda il fondo regionale, che ringraziamo gli onorevoli alla Regione, è stato istituito un fondo che uscirà, anzi già è uscito, già si possono fare le domande e ora vedremo. Noi ringraziamo la Regione, ma ora speriamo che vada tutto bene e che non sia come il primo, diciamo.
Vi aspettiamo qua a San Leone. Essendosi registrata una eccessiva affluenza di avventori nei pressi dei locali della Movida Agrigentina, il questore di Agrigento Maria Rosa Iraci ha disposto mirati controlli del territorio al fine di coniugare la libertà di svago con il rispetto delle norme sulla civile convivenza. In particolare il controllo svolto la notte scorsa da personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e della squadra volanti della Questura ha avuto il fine di scoraggiare e punire atti contrari alla pubblica decenza e disturbi alla quiete pubblica, nonché prevenire e reprimere reati e il consumo di sostanze stupefacenti. Si è inoltre posta l'attenzione sul rispetto della normativa vigente in materia di misure di contenimento del contagio da Covid-19. Nel corso dei controlli sono state identificate 87 persone ed è stato denunciato un cittadino tunisino pluripregiudicato. Elevate 10 sanzioni amministrative a persone scoperte in assembramento che risultavano sprovvisti dei dispositivi di protezione. Arturo Cantella ha intervistato l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao sui bandi a sostegno dell'economia. Una situazione che ha visto anche l'emanazione di alcuni provvedimenti di ristoro verso il Covid-19 che avevate deliberato fine aprile. Stanno arrivando, i bandi sono fatti, insomma ancora ce ne sono altri da fare, facciamo il punto della situazione. Sì, nei limiti di quello che è consentito nell'illustrazione delle posizioni amministrative con la presenza politica, mi limito a dare un'informazione proprio tecnica. Alcuni bandi sono stati pubblicati, altri sono di imminente pubblicazione. La Regione, pur di fronte a un drammatico calo delle entrate, sta cercando di fare il possibile per sostenere la nostra economia. È un momento essenziale in cui tanta gente soffre, le imprese arrancano, ecco perché ancora di più la pubblica amministrazione, la Regione deve dare un sostegno al sistema imprenditoriale. Quindi continueremo in questa linea, aprendo le braccia a tutti e cercando di essere il più determinati possibili nel sostenere il rilancio della nostra economia. Sono altre misure che devono andare in porto? Sì, sono imminenti altre misure, le stiamo elaborando nel contesto di un disegno di legge che sarà presentato nei prossimi giorni dal Presidente Musumeci. Hai fatto una stima di ciò che è la perdita che in questo periodo? La Sicilia, sì, certamente, la Sicilia ha perso circa 3 miliardi e mezzo di euro con il Covid, una cifra enorme in un contesto di PIL molto pesante che vedremo a fine anno come si consoliderà. Qualche barlume di ripresa si intravede in alcuni settori e dobbiamo spingere, sostenerli, ma soprattutto dobbiamo stare vicino a chi è più in difficoltà. I quartieri di Agrigento visti dal candidato sindaco Francesco Miccichè. Dai primi momenti della mia campagna elettorale, dice, ho voluto mettere in evidenza la mia attenzione verso i quartieri della città. Oggi, aggiunge Miccichè, vorrei fare un chiarimento del mio pensiero. Ho sempre paragonato la città ad una casa. Per me Agrigento è una città con tante stanze, tutte importanti. La mia idea, aggiunge, è quella di rendere pulita e attraente ogni zona. Bisogna creare iniziative e attrazioni in ogni quartiere, facilitando il collegamento continuo con il centro. Io penso, conclude il candidato sindaco Francesco Miccichè, che non servono torri d'avorio per abbellire la città. Al contrario, credo che il processo debba cominciare dagli agrigentini. 32 anni fa veniva ucciso il giornalista Mauro Rostagno. Vediamo il servizio. Era il 26 settembre del 1988 quando la mafia decideva di togliere di mezzo a Lenzi, frazione di Valderice, Mauro Rostagno, giornalista e sociologo torinese. Quando fu ucciso Mauro aveva 46 anni e già tante vite alle spalle. L'ultima l'ha vissuta a Trapani, dove arrivò dopo essere stato leader con Renato Curcio.
del 68 a Trento, dove da Torino si era trasferito per frequentare la nuova facoltà di sociologia, fondatore di Lotta Continua con Adriano Sofri, animatore del famoso centro culturale milanese Macondo, punto di ritrovo di molti delusi della politica, poi la scoperta delle filosofie orientali, il viaggio in India, infine l'ultimo approdo in Sicilia, a Lenzi, in provincia di Trapani, per dar vita a una comunità di arancioni, la Saman, che trasforma in una comunità per il recupero dei tossicodipendenti. Ma Mauro non si ferma, riaccendendo così la sua grande passione per il giornalismo, comincia a farlo e inizia a denunciare le collusioni tra la mafia e la politica locale. La sua trasmissione segue tutte le udienze del processo per l'omicidio del sindaco di Castelvetrano Vito Lipari, nel quale erano imputati i boss mafiosi Nitto Santapaolo e Mariano Agate. Per il suo omicidio in primo grado, dopo 26 anni, sono stati condannati il boss Vincenzo Virga, ritenuto il mandante e l'esecutore materiale, Vito Mazzara. A febbraio di 2 anni fa, la clamorosa sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, che ha confermato l'ergastolo per Virga e l'assoluzione di Vito Mazzara. Per i giudici della Corte d'Assise di Palermo, infatti, Rostagno creava fastidio al boss Mariano Agate, allo stesso modo con il quale Peppino Impastato aveva infastidito Gaetano Badalamenti, vale a dire al punto da indurlo a decretarne la sua soppressione. La sentenza della Cassazione prevista per il 27 novembre. Quest'anno la pandemia infatti ha rinviato il processo, condizionandone la prosecuzione, forse la stessa conclusione. Si è fermato anche il processo ai depistatori e anche in questo caso c'è concreto il rischio incombente della prescrizione. Questa mattina alle ore 10:30 presso la Stele di Lenzi, in occasione della deposizione di una corona di alloro programmata dall'amministrazione comunale di Valderice, l'associazione anti-racket di Trapani, con la testimonianza dei giornalisti Aldo Virzì e Fabio Pace, ha proposto un momento di riflessione sulla figura del giornalista sociologo ucciso quel giorno del 26 settembre del 1988. La manifestazione Ciao Mauro ha risentito ovviamente delle misure di contenimento della pandemia. Basta avventurieri all'ex Fiat di Termini Imerese. Ci sia spazio solo per proposte serie. Lo dice il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunzeri in vista dei prossimi appuntamenti riguardanti la vertenza Bluetech. Domani ad Agrigento, assemblea dell'Associazione Siciliana della Stampa. Si parlerà della situazione professionale in provincia e delle iniziative per l'istituzione degli uffici stampa. Un francobollo dedicato alla riserva dello zingaro, vediamo. Anche l'azienda Poste Italiane vuole essere presente, anche il francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico rimarrà nella storia, anche se è una piccola immagine. E anche l'annullo filatelico è un momento che celebra tutte le occasioni importanti. In un piccolo spazietto come una cartolina troviamo un ricordo che speriamo che venga trasferito alle generazioni future. Abbiamo un rapporto molto affettuoso e personale con lo zingaro. È una bellezza intrinseca che va ben oltre la bellezza oggettiva del posto. Per noi è un pregio non indifferente poter dare atto di un'attenzione al nostro patrimonio locale. Ci siamo spesi in questo caso è proprio il francobollo che fosse un documento utile, storicamente documentato, dove in realtà mette in evidenza l'attività dei club Rotary che si spendono per il territorio e l'attenzione che ci mettono in tal senso. L'emissione del francobollo che abbiamo noi proposto al Ministero dello Sviluppo Economico era prevista per il 18 maggio, appunto l'anniversario della marcia. Per le vicende chiaramente Covid ha ricalendarizzato le emissioni, celebra la marcia, quello che è stato veramente un momento storico per la Sicilia tutta, perché da lì sono nate le aree protette siciliane. Gioca d'anticipo rispetto al 6 maggio 2021, dove invece verranno celebrati 40 anni proprio della istituzione della riserva naturale. Da quest'anno il tema dell'ambiente fa parte delle mission proprio del Rotary internazionale. Lanciamo qui un appello di poter festeggiare a breve anche l'istituzione dell'area marina protetta, che è una battaglia che ci vede molti appassionati impegnati da diversi anni. Pausa per la pubblicità, a tra poco. Risse e degrado in Piazza del Popolo a Messina.
Diciamo non è molto sicura, ci sono dei locali lì, la rosticceria del straniera dove magari si mettono a bere e succede che magari bevendo troppo arrivano un po' alle mani, viene la polizia, però diciamo dobbiamo sempre chiamarla. Abbiamo fatto noi, diciamo, abbiamo parlato anche col sindaco De Luca, ci aveva promesso che avrebbe fatto qualcosa per questa piazza che comunque è snobbata, sottovalutata, dico è un centro storico. Aspettiamo che faccia qualcosa, comunque intanto dei controlli, se una rivalutazione della zona, della piazza, ci vorrebbero dei negozi. Ovviamente qui la gente quando sente Piazza del Popolo ha già paura, dice no alla piazza dove ci sono i drogati, e quindi diciamo questa piazza merita un po' più di attenzione di Messina, perché comunque è sempre un centro storico insieme al Duomo, non ha nulla da invidiare al Duomo, ecco. Noi chiediamo assolutamente più controllo, che ci sia, diciamo, più decoro in questa piazza, perché questa piazza, dico, è abbandonata a se stessa. Ci deve essere un controllo assiduo affinché alcune purtroppo manifestazioni dell'ultima ora non si presentano più, perché già è difficile andare avanti, dico, per tutto il periodo, diciamo, lockdown che si è creato. Certe situazioni che si sono create purtroppo in piazza ormai da anni ci lasciano più isolati che mai. Quindi noi chiediamo che ci sia un controllo, che ci sia una riqualificazione detta però a fatti, non a parole, una riqualificazione della piazza, perché questa piazza secondo me riqualificandola sarebbe una piazza di tutto rispetto. Io vivo solamente con i miei clienti che vengono da me, però la piazza non mi porta lavoro, non a me e non tanti commercianti di questa piazza, perché proprio il messese stesso degrada la piazza, perché non viene con i bambini, con i genitori a vedere la piazza, perché non c'è niente. I locali sono quelli, trascurati pure, la piazza ormai è allo sbaraglio. Lo vediamo a vista d'occhi, negli anni che passano non si fa niente di migliorare, solamente parole, solamente progetti, riqualificazione, ma non se ne parla. I problemi del degrado sono sotto gli occhi di tutti, voi avete fatto un breve giro, avete visto quelle che sono le condizioni delle aiuole, dei marciapiedi antistanti, la sporcizia che regna in alcuni portici, perché bisogna anche dire che tanti altri portici della piazza, grazie ai sacrifici di attività che a titolo personale tengono in una condizione sicuramente ottimale. Il vero problema in questo momento, ancora prima di parlare di una seria riqualificazione, che poi diciamo darò anche alcuni spunti, è quello della sicurezza che manca, perché periodicamente vi posso assicurare che io ricevo chiamate o persone con le quali diciamo interloquisco dove addirittura hanno difficoltà a rincasare, perché spesso queste risse o queste situazioni incresciose li tengono ostaggio o di uscire o di rientrare a casa, cioè si è capitato che dovevano aspettare che si calmassero le acque per rientrare a casa o per uscire di casa. Obiettivamente sotto questo punto di vista la piazza ha fatto tantissimi passi indietro, ci sono circa 4 milioni di euro disponibili che possono essere spesi in varie zone della città e potremmo recuperare, io diciamo, sono come a San Tommaso, appena ci sarà ufficialità, cifre fra i 3 e i 400 mila euro per avviare una volta per tutte la riqualificazione di questo luogo. Esperienza in barca a vela per giovani disabili visivi. Si è concluso in Sicilia il progetto dell'Irifor nazionale per colmare, dopo il lockdown, il deficit di esperienze e socializzazione dei ragazzi ciechi e ipovedenti. Dopo l'Etna, viaggi in mare per i giovani di Messina, Palermo e Marsala. Le altre esperienze da Gela Sciacca e Siracusa. Il progetto ha visto il coinvolgimento di 300 giovani affetti da disabilità visive e 77 province italiane, con attività che andavano dalla permanenza in centri benessere alla mototerapia, dalla visita in fattorie didattiche alle escursioni, come quella sulla cima dell'Etna, e poi le attività di vela e canoa, per esempio sul Gargano, in Puglia, ma anche in Sicilia. I piccoli disabili visivi hanno vissuto un viaggio di 3 giorni da Messina alle Isole Olie, accompagnati dalle mamme, dal coordinatore del progetto Nando Sutera e dall'istruttore dell'Eden Keller Franco Impollonia. Esperienza in barche a vela anche per 4 giovani disabili visivi di Palermo.
Così come Catania ha svolto 2 attività nell'ambito del progetto Io gioco la mia parte, una in barca a vela ed un'altra facendo un'escursione sull'Etna, Palermo ha svolto anch'esso come centro di consulenza tiflodidattico 3 attività. Una, anche noi in barca a vela, dividendo i ragazzi in 4 gruppi, quindi utilizzando proprio 4 barche in giornate diverse, abbiamo fatto un'escursione lungo, diciamo il lungomare di Palermo, e i ragazzi hanno potuto provare l'entusiasmo di veleggiare, di usare il timone, eccetera, e poi abbiamo fatto anche un'altra esperienza che è stata quella dell'equitazione presso un parco all'interno della città, dove i ragazzi hanno potuto toccare il cavallo, accarezzarlo e anche montarlo laddove era possibile farlo. Canoa, vela e attività in acqua. Questo progetto, che ha visto la partecipazione di 4 bambini con disabilità visiva, è stato un momento veramente eccezionale, perché i ragazzi hanno potuto abbandonare, soprattutto i pluridisabili, le loro sedie a rotelle, mentre in acqua si sono potuti così appropriare del proprio corpo. I ragazzi hanno avuto la possibilità di relazionarsi non soltanto con i ragazzi diversamente abili, ma soprattutto con i ragazzi normodotati. Quindi hanno preso consapevolezza del proprio corpo appunto in acqua, dove le barriere si sono completamente abbattute. Gioco la mia parte è il progetto IRIFOR a livello nazionale, che ha visto il coinvolgimento di 77 province su tutto il territorio nazionale, dal centro benessere alla mototerapia, alla fattoria didattica, all'escursione sull'Etna, al Gargano, vela, canoa. Protagonisti circa 320 ragazzi in tutta Italia, ciechi, ipovedenti e con pluridisabilità. Perché gioco la mia parte? Perché i nostri ragazzi devono giocare la loro parte all'interno della società, perché attraverso il gioco ci si abilita, ci si conosce, si costruiscono relazioni, ma soprattutto una bella esperienza per i nostri centri di consulenza, che tra loro hanno fatto maggiore rete, e anche con le nostre strutture territoriali, regionali e su tutto il livello nazionale. Adesso una notizia di gusto. Presentato in Francia il gelato ai frutti tropicali di Sicilia. Vediamo. Il pluripremiato maestro gelatiere Loris Calarco di Barcellona Pozzo di Gotto è stato protagonista nei giorni scorsi di un servizio televisivo del telegiornale francese Le 20h, trasmesso dalla televisione TF1, primo canale televisivo francese per ascolti. Ad attrarre l'attenzione della televisione francese è stata la produzione sempre più crescente in Sicilia di frutti tropicali coltivati in diverse province dell'isola. Nello stesso servizio, infatti, sono state presentate anche le coltivazioni di banane dell'azienda La Valle del Loreto di Palermo e la coltivazione di mango dell'imprenditore Pietro Cuccio di Caronia. Durante il servizio il maestro Loris Calarco ovviamente ha presentato la trasformazione dei colorati frutti tropicali siciliani in gustosissimi gelati che è possibile gustare nel suo laboratorio di via Giovanni XXIII di Barcellona Pozzo di Gotto, ossia la rinomata gelateria anni 60. Il gelato ottenuto con frutti tropicali, spiega il maestro Loris, non contiene il comune zucchero saccarosio sostituito dalle caratteristiche intrinseche dei particolari frutti. Questo è salutare soprattutto per i soggetti sensibili e per il contenimento delle calorie, consentendo di gustare con piacere qualche gelato in più. Durante la sua lunga carriera, con esperienze lavorative anche all'estero, il maestro Loris ha ottenuto tantissimi premi e trofei che mostra orgoglioso nella sua gelateria, come il premio Paletta d'Oro, ottenuto a Milano nel 1974, il trofeo internazionale Coppa d'Oro di Longarone, diverse coppe del concorso nazionale SIGEP di Rimini e il primo posto nel campionato italiano gelatieri del 2011. Ospite di tanti programmi televisivi, nei mesi scorsi su Onda TV ha presentato la ricetta e preparazione del famoso riso nero, dolce di origine barcellonese e castrense, ormai apprezzato in buona parte della Sicilia. Naturalmente anche in questo caso il maestro lo ha trasformato in un gustosissimo gelato a riso nero, con addirittura una variante del riso al cioccolato bianco, difficilissimo da lavorare. E siamo giunti alla pagina sportiva. Rinviata la gara di domani tra il Casteltermini e l'Acragas per sospetto caso Covid. Carmelo Lentini.
Potrebbe esserci un caso Covid nella rosa del Casteltermini, per cui la programmata gara contro l'Akragas salta a data da destinarsi. La notizia si è sparsa stamani e, quando si dice, interesserebbe un calciatore francese trovato con qualche linea di febbre. Sottoposto a tampone, l'esito si conoscerà lunedì prossimo. Il ragazzo d'Oltralpe di recente si è aggregato alla squadra del tecnico Pino La Bianca. Non si conoscono ulteriori dettagli e si attende da un momento all'altro un comunicato ufficiale della Lega, che era stata avvisata prontamente dalla società castelterminese. Per questo motivo il Francesco Di Gaetano ha preferito concedere un sabato di assoluto riposo, dando appuntamento al prossimo lunedì. Saltato il derby, adesso l'Akragas dovrà concentrarsi sul prossimo impegno di campionato e relativo alla terza stagionale, che lo vedrà impegnato contro il Marsala. Intanto in settimana il DS Ernesto Russello ha chiuso la trattativa con un paio di calciatori under, i quali torneranno utili al tecnico Di Gaetano. Si tratta di Michele Coglitore, difensore classe 2001, originario di Palermo, ex settore giovanile del Trapani, e di Giulio Giorgio, centrocampista classe 2002, originario di Agrigento, che ha giocato ultimamente sia a Cosenza che a Siracusa. Ha esordito in Serie C con la maglia dell'Akragas 3 stagioni fa. Entrambi in settimana hanno già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. Infine, se si fosse giocato regolarmente con il Casteltermine, l'Akragas sarebbe stato arbitrato da Alessio Amadei di Terne, con assistenti Manfredi Canale e Nicolas Angeloro, entrambi di Palermo. Infine, queste le altre gare in programma: Canicattì Sciacca, Castellammare Pro Favara, Cussi Palermo Mazzara, Folgore Marineo, Marsala Parmonval, San Cataldese, Don Carlo Misilmere. Per quanto riguarda le squadre agrigentine di promozione Girone A, il Camarat ospita il Villabate, mentre il Raffadali si reca sul campo dell'Ascari. Pallavolo Seap Dalli Cardillo Aragona, parla l'atleta Giorgia Silotto. Siamo in compagnia di Giorgia Silotto, altro nuovo acquisto della Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona. Intanto ti chiedo come nasce il tuo arrivo, la proposta dell'Aragona per portarti a giocare qui, da noi. Allora, diciamo che quest'estate ho avuto il piacere di parlare con il tecnico Massimo, il quale mi ha illustrato subito l'ambizioso progetto della società e diciamo che è stata una proposta che non mi sono lasciata sfuggire, diciamo. Primi giorni ovviamente qui ad Aragona, primi giorni di allenamento, l'impatto con questa nuova realtà, con la nuova società com'è? Allora, abbiamo iniziato molto presto. Il campionato sarà difficile, sì, perché comunque siamo tutte squadre che inevitabilmente arriviamo da un periodo lungo di stop, però sono certa che arriveremo preparate. Il gruppo, la squadra come sta crescendo, come si sta amalgamando? Allora, la squadra, secondo me la società ha fatto delle ottime scelte, ci sono atlete con grande esperienza e personalmente posso dire che sono contenta perché sono certa che da loro posso imparare ancora molto. Tu sei un martello, schiacciatrice, sai anche fare bene il ruolo di opposto. Sì, ho fatto l'opposto 2 anni fa e l'inizio dello scorso anno, perché una ragazza si era infortunata, quindi diciamo che sono subentrata con questo ruolo e sì, ho detto a Massimo che non vorrei perdere la ricezione, comunque sono disposta a giocare anche dall'altro lato, diciamo. Personalmente cosa ti aspetti dalla nuova stagione che sta per cominciare? Allora, sicuramente questa stagione possiamo vederla come un riscatto penso non solo come personale per me, ma anche un po' per tutte, dopo appunto lo stop inevitabile che c'è stato lo scorso anno. Quindi sicuramente sarà un'annata nuova, un'annata ricca di soddisfazioni sicuramente. Parliamo di te fuori dal palazzetto, fuori dai campi di gioco. Giorgia Silotto, che persona è? Quali sono le tue ambizioni, le tue passioni, i tuoi hobby? Allora, i miei hobby sicuramente sono la fotografia. Io ho studiato grafica pubblicitaria e ho iniziato Accademia di Belle Arti quando giocavo a Bergamo
E quindi sicuramente sì, mi appassiona molto la fotografia e tantissimo ai viaggi. Cos'è per te la pallavolo? Come e quando cominci a giocare a pallavolo? Perché hai scelto la pallavolo? Allora, ho iniziato a muovere i primi passi a 10 anni a pallavolo. Inizialmente mia mamma voleva che facessi pattinaggio artistico, ma diciamo che non era lo sport adatto a me e quindi ho iniziato con la pallavolo da subito. Hai un sogno nel cassetto pallavolistico? Allora, io sinceramente sono una che vive anno per anno, ogni stagione per me a sé, penso sempre che l'anno che viene è un tabù, quindi cambia la società, cambiano le ragazze, cambia lo staff, quindi diciamo che non ho proprio un sogno vero e proprio, però mi piace scoprire nuove realtà, ecco. Hai detto che ami viaggiare, allora ti chiedo un giudizio sulla Sicilia. Bellissima, non ho avuto ancora la possibilità di esplorarla tra virgolette tutta, però appena abbiamo 1 o 2 giorni liberi ne approfitto sempre. Quanto sarà importante tornare a giocare con il pubblico presente sugli spalti? Quanto sarà importante per la SEAP Dalle Cartile Aragona riavere il pubblico? Allora, mi hanno sempre detto, quando ho avuto anche il piacere di parlare con il presidente Nino Di Giacomo, che comunque il tifo c'è, il tifo è caloroso, i palazzetti sono spesso pieni, quindi diciamo che speriamo che quest'anno prima o poi arrivi la possibilità di riavere il caloroso tifo sugli spalti. Beh, vi aspetto tutti al palazzetto appena ci sarà l'opportunità e per ora un grasso bacio. Bene, è tutto, grazie per averci seguito. Con l'informazione torniamo lunedì. A tutti una buona domenica.